Eccoci al gazebo di Azione, siamo con Mario Pizzolito che è il referente locale per Portogruaro, abbiamo un po' di militanti, vediamo Coccolo, abbiamo l'avvocato Liut che è da poco entrato in azione. Signor Pizzolito, vuol dirci qualcosa per presentare il suo gruppo? Un caro e affettuoso saluto a tutti, grazie. Azione mi sembra che già si stia così radicando nel territorio. Abbiamo già un bel numero di iscritti e credo che non cominci adesso la campagna elettorale. Penso che già da un po', con la nostra testimonianza, stiamo facendo un percorso per individuare la persona, secondo noi, più adatta, che abbia caratteristiche per poter rappresentare Portogruaro. Quindi ci stiamo lavorando e ci arriveremo presto. Allora abbiamo da poco tra le sue fila anche l'avvocato Liut, Gianluca Liut. Voi fate parte di una coalizione, avete ambizioni, insomma, penso di entrare, se non subito a governare la città, ma tra i pretendenti a questo ruolo, insomma, di primo cittadino. Però il candidato sindaco penso che l'avete in mente, anche se non l'avete ancora espresso. Noi ci stiamo lavorando perché non è una cosa semplice. Vogliamo fare una politica ben diversa da quella che è stata fatta fino adesso. Quindi noi puntiamo a colui che vedrà il cittadino al centro dell'attenzione, non i cittadini utilizzati per la spartizione dei poteri. Il cittadino al centro dell'attenzione, come io ho sempre detto, ho sempre sostenuto. Basta vedere tutte le mie interviste, tutte da quando sono sceso in campo. Per stuzzicare un po' questa mattinata, sulla stampa si è letto anche il suo nome, anche ieri, come possibile candidato sindaco, ma anche Gianluca Liut stesso più volte è stato fatto il nome in vari ambiti. Che possibilità ha, andando dall'altra parte del centrodestra, di fare opposizione alla vostra coalizione? Che chance dà? Ma guardi, noi non abbiamo chiesto nulla, nel senso che noi cerchiamo di capire quale può essere un profilo importante per una Portogruaro che deve rinascere e soprattutto deve essere rappresentativa in tutto il mandamento, in tutto il territorio, perché qua si parla soltanto giustamente di quello che è il futuro intrinseco della nostra città, però non può essere svincolato da un dialogo con tutti i sindaci e tutti i comuni del nostro mandamento. Insomma, vi sentite con le carte in regola. Due parole anche a Liut, che insomma è persona nota e autorevole. Io credo che Portogruaro ha bisogno di rinascere dopo molti anni in cui si avverte sempre più la necessità di un cambio di passo per il bene dei cittadini. Sono convinto che la persona che andremo a individuare sarà la scelta migliore possibile per questa città e per i cittadini della città. Sarà sicuramente il sindaco, non il sindaco di tutti, ma il tuo sindaco. Questo sarà il nostro slogan e sono convinto che sicuramente sapremo esprimere e sapremo far convergere forze di cultura diversa attorno a un uomo che potrà fare il bene di questa città. Bene, allora per chiudere una parola anche a Coccolo, che insomma hai un ruolo importante. Cosa vuoi dire a conclusione di questa intervista? Devo dire che sono molto contento per come Azione sta crescendo in tutto il Veneto orientale. Stiamo cercando di essere presenti attraverso anche attività come questa nelle principali città, nei comuni. Insomma, sappiamo che nel Veneto orientale abbiamo tantissimi comuni che vanno al voto a partire da Portogruaro e quindi farci trovare presenti, attenti. Siete un bel gruppo qua stamattina, sul insomma. pezzo, insomma, sono queste le migliori premesse. Poi, insomma, ce lo diciamo sempre che la politica viaggia sulle gambe, sulla testa delle persone. Penso che qua possiamo ripartire da un gruppo dirigente di Azione che è di primissimo livello, insomma, quindi tanti auguri a Portogruaro. Bene, io direi che abbiamo detto abbastanza, ai cittadini poi la parola. Grazie mille. Grazie. Grazie a lei.